Si sono dati appuntamento alle prime ore del giorno. Lavoratori, pensionati, studenti, casalinghe. Alcune centinaia di migliaia in tutta Italia hanno sfilato davanti alle fabbriche, per le strade delle periferie, lungo le vie dei centri storici, nelle piazze. Con molta determinazione dal nord al sud. Hanno manifestato contro la fiducia richiesta dal governo sulle pensioni. Prove generali in vista dello sciopero generale del 2 dicembre. Ma quale fiducia? Governo Berlusconi! Benvenuti all'edicola del TG3. Manifestazioni spontanee dunque in tutta Italia contro la finanziaria, contro il voto di fiducia sulle pensioni. È questo lo stato d'animo dei lavoratori e per la situazione politica sono momenti davvero incandescenti, lo abbiamo sentito. La richiesta delle opposizioni e della Lega di stracciare la riforma previdenziale dalla finanziaria fa reagire duramente Berlusconi, che lancia un ultimatum e che parla di ritorno alle urne. Insomma, è una situazione tesa e delicata che i titoli dei giornali in edicola affrontano così, e vediamoli subito. Il Messaggero dice: Berlusconi, tentazioni di crisi, il Cavaliere o passa la manovra oppure si va al voto. Anche Il Giorno, a tutta pagina, il suo titolo dice: Berlusconi, non ci sto a farmi logorare. Manifestazioni in molte città contro la manovra, mentre aumentano i cortei degli studenti contro tasse e riforma. Poi Catenaccio dà conto dell'accordo tra Bossi e Bottiglione, i quali dicono che occorre ristabilire la pace sociale. Lega e opposizioni respingono le minacce di elezioni anticipate. Anche Il Resto del Carlino titola così o si torna a votare. Il Secolo d'Italia parla dell'ultimatum di Berlusconi, il quale dice: non mi lascio logorare, piuttosto alle urne. E Fini dice che la verifica ora, dice che l'Alleanza Nazionale dice: la chiediamo noi. Anche Il Momento Sera, un titolo a tutta pagina, dice: la maggioranza mostra la corda. Coglie questo aspetto, il dissidio che c'è all'interno della maggioranza, e la Lega, pur avendo votato la fiducia, vuole lo stralcio delle pensioni. Il popolo dice: superare il clima di scontro. È il contenuto, l'essenza del testo, del documento che è stato sottoscritto ieri tra Rocco Buttiglione e Umberto Bossi, e questo che vediamo è appunto il testo integrale dell'accordo firmato. La voce di Indro Montanelli titola: lasciatemi governare oppure andiamo a votare. Il Secolo XIX dice: mi spezzo ma non mi piego, cioè Berlusconi è disposto ad andare anche alle elezioni ma non è pronto a cedere sulla finanziaria. Un titolo analogo anche sul Manifesto, che dice: sull'orlo di una crisi di nervi. E poi sul sommario: troppi lavoratori nelle piazze, anche ieri ce n'erano decine di migliaia in tutta Italia, e troppo caos nella maggioranza e nel governo. Nel giorno della prima fiducia sulla finanziaria, dice il Manifesto, il Cavaliere perde le staffe, minaccia le elezioni e litiga con Bossi. La sinistra si batte in trincea, Bottiglione tresca con i leghisti. E l'Unità coglie l'aspetto politico così, dice: Berlusconi alle corde, e poi ricorda: 300.000 lavoratori sono scesi in piazza, Bossi va con il Partito Popolare, è stata votata la fiducia ma già si parla di elezioni. Quindi manifestazioni di lavoratori in piazza, ma anche manifestazioni di studenti. Studenti, dopo la protesta di Napoli, sono scesi anche loro in piazza in varie città italiane, a Roma in particolare, e anche per loro le prime pagine dei giornali dedicano titoli, e anche i telegiornali dei servizi. Il TG di Tele Monte Carlo ha dedicato un ampio reportage sulla manifestazione romana. Va bene, ve ne facciamo vedere un passaggio anche per capire come la pensano. Napoli chiama Roma e gli studenti della capitale rispondono. Appuntamento alle 9:30 davanti al Colosseo, sono almeno in 3.000.
studenti delle scuole medie e del liceo. Moltissimi arrivano anche dalla periferia a dimostrare che sono uniti, ora più che mai, anche con i giovani delle altre città. Siamo scesi in piazza per gli stessi motivi per cui lo hanno fatto gli studenti di Napoli, cioè contro la riforma D'Onofrio e anche perché questo è un governo che oggi con la fiducia sulle pensioni dimostra di disprezzare completamente la democrazia e le regole democratiche. Bene, di democrazia e di regole democratiche parla questo studente ed è un punto sul quale ieri, in margine al premio Balzan, l'Accademia dei Lincei, ha voluto dire qualche cosa anche Norberto Bobbio. Parole le sue che sono una lezione di saggezza oltre che di democrazia. Ecco, il TG2 le ha raccolte e trasmesse così. La democrazia è quel regime in cui vi sono delle regole fondamentali, delle regole che permettono di risolvere i conflitti sociali, i conflitti che scoppino all'interno di una società, di qualsiasi società, senza bisogno di ricorrere alla violenza. Ecco, questo. Ma le dire, sono regole che permettono di risolvere i conflitti, per esempio, attraverso il dibattito, attraverso la discussione. Si parla oggi anche spesso di concertazione, comunque di un compromesso, e se questo non è possibile, qualche volta non è possibile perché le parti contrapposte non sono in grado di mettere d'accordo, attraverso il sistema del voto, il voto della maggioranza. Questo è il principio fondamentale. Bene, le prime pagine naturalmente dedicano il titolo principale alla questione delle pensioni, al voto di fiducia e alle possibili conseguenze che ci possono essere nel governo, ma altri titoli, adesso li vediamo, si occupano di un'altra vicenda inquietante, si potrebbe dire, riguarda ladri in casa di Mani Pulite. C'è stata una rapina, forse con cloroformio, in casa del giudice D'Ambrosio, mentre a Di Pietro è stato clonato il telefonino. Ecco, l'informazione se ne occupa con questa fotografia del giudice D'Ambrosio, mentre il Giornale ha una fotografia di Di Pietro e dice: mistero in procura, D'Ambrosio narcotizzato e rapinato, truccato il telefonino di Di Pietro, e poi aggiunge anche, questa mi pare una notizia che non si trova nelle prime pagine degli altri giornali, dice: spariti 6 fascicoli sul PC. E poi ancora più sotto: il giudice di Roma interroga Gorbaciov sui soldi a Botteghe Oscure. Ma il titolo principale del Giornale, ecco, lo leggiamo, è una notizia che giunge dalla Sicilia. Dopo il colera in Puglia, la sanità è di nuovo in allarme per l'infezione per la lebbra che, arrivata dal Sudafrica, è stata verificata in alcune zone della Sicilia. Dice il titolo: la lebbra sbarca in Sicilia, 16 casi segnalati a Messina tra immigrati marocchini e tunisini, contagiati anche 4 italiani. Un fax della prefettura mette in allerta i medici di base, difficili i controlli sui 25.000 extracomunitari presenti. Una notizia inquietante. Il mattino invece di spalla si occupa del caso Siani, del giornalista ucciso 9 anni fa. Dice: delitto Siani, avviso di garanzia a Domenico Bertone. Fu il mandante? È lo stesso ex sindaco di Torre Annunziata che ha ammesso di avere ricevuto un mandato di garanzia a questo titolo. Dice: sì, sono indagato, ammette l'ex sindaco di Torre Annunziata. E ancora un titolo a tutta pagina su un fatto di cronaca nera accaduto a Mantova, un delitto dove è stata uccisa una ragazza di 23 anni, è stata massacrata con 5 coltellate. Misterioso delitto a Poggiolusco, dice la Gazzetta di Mantova, legata con un cavo e sgozzata come la ragazza di via Poma. Anche l'altro quotidiano di Mantova, La Voce di Mantova, dedica il titolo principale a questa notizia, dice: uccisa a pugnalate in ufficio. Per la partita Italia-Croazia vi faccio vedere solamente un titolo di un giornale sportivo di Tutto Sport che dice semplicemente: Italia allo sbando, altro voto di sfiducia a Sacchi, dominata dalla Croazia che la spinge fuori dall'Europa. Questo non è un giornale, ma è un comunicato che ci hanno mandato i giornalisti dell'Indipendente, il quotidiano milanese, che ieri non era in edicola, che è chiuso, però dicono
i giornalisti dell'Indipendente che il giornale non ha chiuso, ha sospeso le sue pubblicazioni, ma giornalisti e poligrafici delle redazioni di Milano, Roma e Napoli oggi erano al loro posto di lavoro, nonostante l'editore Andrea Zanussi, latitante dicono alle richieste di incontro, abbia staccato la spina dei computer decidendo la sospensione delle pubblicazioni e minacciando lettere di cassa integrazione. Allegato c'è anche una specie di foto segnaletica che dovrebbe essere quella dell'editore, dice chi l'ha visto. Segnaliamo un periodico, Avvenimenti, settimanale della Tritalia, che si trova oggi in edicola, che dedica la copertina alla questione delle manifestazioni sulla finanziaria. Dice: quelli che remano contro, travolti dalla più grande manifestazione della storia, i monopolisti dell'informazione ora se la prendono con i giornalisti onesti come con il Parlamento, con Scalfaro, sono sempre più soli, sempre più pericolosi. Avvenimenti, c'è anche un supplemento che è il terzo numero della storia mondiale degli ultimi 50 anni, dal 45 al 95, dedicato alla guerra di Corea. Poi Vita, anche questo è un periodico, un settimanale di cronaca sociale che dedica un numero speciale dedicato all'alluvione, all'intervento, all'opera del volontariato per alleviare le sofferenze di questa gente. E infine ancora una notizia che riguarda il giovane indiano che ha donato, o meglio ha venduto il rene a un italiano che gli aveva promesso anche di dargli una casa e un lavoro e che ieri ha denunciato invece l'inadempienza di questo. Bene, la Sicilia, che ieri ha dato questa notizia, oggi riporta un'intervista del fruitore di questo rene, il quale dice: il rene io lo pagai a Bombay, non devo nulla all'indiano. Bene, la vicenda del giovane indiano ha fatto molta impressione, se ne sono occupati praticamente tutti i giornali, ma bisogna anche dire che quello che abbiamo letto non è un caso eccezionale, anzi esiste un vero e proprio mercato di organi in India al quale contribuiscono ampiamente anche gli italiani. Ecco, un inviato del TG3 ha fatto un viaggio in questa terra per verificare quanto sia facile comprare un rene o una cornea. Vi lascio al servizio che è stato trasmesso nell'edizione delle 19. A domani. Comincia con il racconto di un trapiantato di rene e finisce nella baraonda di Bombay, dove tutto è lecito, anche vendersi un organo pur di sopravvivere. Per Enzo Polito l'India è stata l'ultima spiaggia. Una amica passata per un guaio simile lo ha messo in contatto con l'organizzazione. Per l'aeroporto si trova un autista che ti porta dappertutto, non ti lascia mai, per questo sono organizzati. Si va in un albergo abbastanza europeo, diciamo, come gestione, tutto molto pulito, tutto molto elegante in questo albergo, piscine, compagnia, e c'è una ragazza romana, interprete, che faceva da tramite fra me e lo staff medico, che poi ho conosciuto, questa Rosanna, che è una professoressa di inglese, che adesso sta per sempre lì, anzi aiuta tutti quelli che vanno lì, diciamo che aiuta gli italiani. Aiuta a pagamento, insomma. Certo. Penso che lei verrà pagata su quella cifra che noi diamo. Io ho pagato anche prima metà, facendo un versamento nel Massachusetts. Costo totale una 50 di milioni, di cui solo una piccola parte al venditore. Il contatto. Con Rossana, che vive a Bombay, riusciamo a parlare solo telefonicamente. So signora che lei si occupa di trapianti. Beh sì, insomma non esattamente, voglio dire, siamo qui in contatto sì con dottori eccetera. Lei è per lei? Negli ospedali tutti sanno, esistono delle vere e proprie liste di disperati pronti a cedere un rene in cambio di denaro. Questo signore vende, viene dal sud dell'India e aspetta da alcuni giorni. Racconta di aver preso la decisione per fame. Chiede $1 migliaio per aprire una bottega da meccanico e sperare nel futuro. La signora Wilcox annuì gravemente. Era offesa e non fingeva di non esserlo. Era seduta in letto e stava scrivendo lettere su un tavolino da ammalati posato sulle ginocchia. Su un altro tavolo, accanto a lei, c'era il vassoio della colazione. Sapevo che in novembre doveva andare in India, ma l'avevo dimenticato. Si è imbarcato il 17 per la Nigeria, in Africa. Questa citazione viene dal Gioco dei giorni narrati, edito da Giunti, sono delle tante citazioni
abbastanza lunga scelta da Toni Brizzi, e noi stiamo per leggere le pagine culturali anche noi di un 17 novembre però, che in realtà è domani. E avremo ospiti, avremo Giorgio Dell'Arti, avremo il quiz di Mariotti, avremo anche un'intervista, no? Un'intervista a Isabella Bossi Federigotti. Sigla. Il fatto del giorno sono gli esteti armati di cui ci parla Stegno Solinas sul giornale. Chi sono gli esteti armati? Ma dunque, parte questa definizione dal titolo di un libro, L'esteta armato di Maurizio Serra, edito dal Mulino. È un libro freddo, un libro di alcuni anni fa, però è stato un libro molto importante perché ha analizzato questo tipo di intellettuale sia di destra che di sinistra, che ha avuto dietro di sé appunto il primo esempio di D'Annunzio. Sì, D'Annunzio, di qui si parla di D'Annunzio, del frate Gentile, del frate Gabriele Priore indegno, soprattutto del Gabriele D'Annunzio tentato di morire, cioè del D'Annunzio della vecchiaia, no? Ma è carino perché Stegno Solinas appunto parla di D'Annunzio e dice che era ormai vecchio, era talmente compromesso col potere, incarnava la letteratura fin del siècle, non poteva più sembrare un ribelle ai giovani e quindi arriva veramente sfiatato al confronto con la modernità. Sì, qui scrive un reperto archeologico cui la sorte non aveva concesso come al soldato Ross, alias Lawrence d'Arabia, di schiantarsi, di scomparire dalla vita in sella a una motocicletta. Mi sarebbe piaciuto. Senti, c'è anche, che si lega direi a quest'articolo, un articolo di Nello Aiello nella pagina della Repubblica di domani, che recensisce la riedizione per la Nuova Vallecchi della Tecnica del colpo di Stato di Curzio Malaparte, un libro in realtà che anticipa tutta una serie proprio di fatti che si sarebbero realizzati attraverso la storia dei catilinari antichi e di quelli del suo tempo, di destra e di sinistra, da Cromwell a Napoleone fino a Mussolini e Hitler, e però parla proprio della tecnica del colpo di Stato, del fatto di come i catilinari abbiano bisogno di una macchina, non di un'arte del putsch, e di questa caricatura di Hitler che anticipa in fondo quella di Chaplin, il grande dittatore. Sempre in questa saga di intellettuali bellicosi abbiamo sul giornale un articolo, una specie di grande sinfonia di Piero Buscaroli, che cerca i fondamenti di Gabriele D'Annunzio, dice banditore di guerra e poi guerriero condottiero, soprattutto alla ricerca di una delusione di indole letteraria e musicale. E beh, Buscaroli, dove vuoi che la cerchi? E poi di nuovo ribadisce una presa di posizione classica di Buscaroli, cioè dice che non è vero che il fuoco è il culmine della musicalità d'annunziana, ma invece è il trionfo della morte. Stiamo recensendo la recensione di Buscaroli. Ormai. Dunque, invece chi recensisce il nostro ospite di questa sera, che è Giorgio Dell'Arti, il quale è un critico televisivo, un critico non televisivo, un saggista, un romanziere, una serie di cose, insomma un giornalista. Allora, Giorgio Dell'Arti, cosa ci dice delle terze pagine dei giornali? La divertono, la soddisfano? Dunque io intanto dirò che non sono d'accordo con la scelta che avete fatto voi, quindi parlerò male di voi due. Oh, che bello! Simpaticamente. E Berto sul Corriere della Sera non vi dice niente che il fatto che il Corriere della Sera oggi abbia pubblicato l'inizio dei taccuini tenuti da Berto quando è nata la sua bambina. Io penso che Berto sia uno scrittore molto sottovalutato dalla critica italiana, è molto da recuperare, riprendere, ristudiare, facendo anche ammenda di tante cose ingiuste che sono state dette di quest'uomo. I taccuini sono molto interessanti, quella parte almeno che il Corriere della Sera stamattina ha pubblicato. Ma lei non vede in questo una censura di tipo politico? In che? Nella censura di Berto? Certo. Sì. Vedo anche l'abitudine, diciamo, del nostro mondo culturale, del nostro mondo letterario,
di quelli che stanno all'interno di un certo sistema di valori, che si vestono in un certo modo, che portano le cravatte in un altro modo, che frequentano certi posti e non altri. È qualcosa che tante volte confina con il razzismo. Questo è un grande vizio del nostro mondo culturale. Non so se voi siete d'accordo. Per esempio, perché non vi è scattata l'idea di parlare di Berto oggi? Noi abbiamo parlato di Berto. No, in riferimento alla terza pagina del Corriere della Sera di abbiamo stamattina. parlato. No, adesso non ho sentito niente. Beh, ma perché noi recitiamo perché noi parliamo di domani. Allora parlerò male di me stesso, che non sono aggiornato fino all'ultimo momento. Però siamo contenti che lei abbia parlato di Berto, che è lo scrittore che abbiamo, che stimiamo. No, perché era così importante stamattina che quando ho visto questo ho pensato che stasera sarebbe stata... Sono contento che... Allora, bravi perché avete parlato male di Berto. Siamo riusciti a rovesciare. Abbiamo ottenuto da un recensore terribile una recensione favorevole. Allora, a questo punto, molto io avevo intenzione... Dunque, intanto io vi volevo domandare come mai voi volete che qualcuno parli male? Perché avete questo desiderio? Proprio per quello che lei ha detto poco fa, cioè che in Italia ci sono talmente tante, diciamo tra virgolette, mafie, ormai è una parola che non è più così intensa come una volta, talmente tanti circoli culturali ristretti, che per evitare che la gente parli bene, quindi non faccio che convalidare il loro circolo. Sì, allora andiamo cercando qualcuno che picchi duro, diciamo. Che esca dal cerchio. No, io sono così, se dovessi scegliere così, intanto è antipatico parlare male senza la presenza della persona, quindi dovendo scegliere una cosa un pochino più generica, direi che le terze pagine dei giornali, a parte il fenomeno di Berto del Corriere della Sera di stamattina, le terze pagine dei giornali sono notevolmente insoddisfacenti, generalmente. Ho dei dubbi persino sulla opportunità che le terze pagine dei giornali continuino ad esistere così come sono. Il mondo della comunicazione è talmente cambiato da quando la terza pagina è nata, che continuare a dare tanto spazio, lo dice uno che ama i libri, quindi lo posso dire, continuare a dare tantissimo spazio ai libri su queste terze pagine, a non occuparsi per esempio di altri mezzi di comunicazione, come per esempio, dico una scemenza qualunque, i videogiochi o le videocassette o altre cose che oggi ci sono, i computer per esempio, sono dei portatori di cultura attraverso i programmi che vengono scritti. A proposito di mezzi di comunicazione, le possiamo dedicare adesso una clip, salutandola e ringraziandola per essere venuto, che parla per l'appunto di comunicazione e anche di come essere politicamente corretti. Ho compreso, caso signore, che qui ci deve essere un grosso equivoco, sa? Ma scusi, lei parla italiano? Certo! Mi fa fare tutta questa fatica a spiegare gli affari miei in francese. Devo controllare la padronanza delle lingue. Qui sa, bisogna conoscerne perlomeno 4 o 5. 4 lo posso garantire, 5 no. E quali sa? Napoletano, siciliano, giapponese e cinese. Oh, dico... Lei conosce il cinese? Per Bacco. Sarajevo, Nicosia. Come? Sarajevo, Nicosia. E che significa? Lei parla cinese? No! E allora perché glielo spiega se non lo capisce, scusi? Insomma, le lingue orientali non servono. Sa almeno l'inglese? Inglese sì, ma non subito. E quando? Lo sto studiando, solo un anno. Già, noi aspettiamo un anno, no? Come vuole? Qui occorrono subito, non abbiamo tempo da perdere. Qui ci occorre un poliglotta. No, io il poliglotta non ce l'ho, io sono sincero. Ma posso andare da un amico mio che ce l'ha, me lo faccio prestare e glielo porto. Guardi che questo amico mio c'ha dei poliglotti che sono alti così, sa? Se ne vada. Mica per scherzi. Vada. No, perché dici... Vada! Dato che... Vada a posto suo, via. Poi dici che uno si butta a destra, non sai dove ti devi buttare, porca miseria. Tanto meglio. Dopo lo sfoggio linguistico di Totò, passiamo invece al nostro quiz, al quiz di Giovanni Mariotti, che traccerà l'immagine di uno scrittore misterioso. A ognuno il suo inferno. 2 piccoli gentiluomini siedono davanti a una spinetta. Hanno 9 e 5 anni, ma il loro non è un passatempo infantile. Per dare lezioni al piccolo, che è destinato a ereditare una delle fortune più ingenti d'Inghilterra, il grande, il suo nome è Wolfgang Amadeus Mozart, riceverà un compenso ingente. Il bambino a cui Mozart ha impartito lezioni di musica rivela presto la sua inclinazione per le fantasticherie e le dissolutezze. Gli sono compagni di giochi erotici la moglie di un cugino e un ragazzo di 11 anni di cui si è innamorato a prima vista. Per festeggiare il raggiungimento della maggiore età partecipa con loro nel castello di Fonthill
a un'orgia che si protrae per 3 giorni. Si ascoltano cantare i castrati e un ex precettore negromante aggiunge alla festa il brivido della magia nera. Il padrone di Fontil morirà a 84 anni, dopo una vita dedicata al libertinaggio, alla costruzione di palazzi deliranti e nell'ultima parte alla devozione per Sant'Antonio da Padova. In un suo piccolo romanzo di ambiente arabo, scritto in 3 giorni, immaginò l'inferno come un palazzo splendido e immenso in cui si aggirano pallide moltitudini. Chi è? Beh, questo è un quiz veramente difficile. Comunque, se indovinate il nome dello scrittore misterioso, che comincia con la lettera B, avete tempo fino alle 20 di domani per inviare i vostri fax ai numeri che stanno dando in sovraimpressione, i nostri numeri di via Teulada. Farà fede l'ora stampigliata sul fax per stabilire quale fax è arrivato prima e quale sarà il vincitore. Ci sarà un vincitore della sera e un vincitore della mattina, come sempre. Adesso abbiamo, credo, la nostra rassegna. La nostra rassegna comincia con un cuore filosofico che però batte molto velocemente su Repubblica. Essere cuore di Franco Volpi parla della storia d'amore tra Martin Heidegger e Hannah Arendt. Sì, una storia travagliata e lunghissima, che dura tutta una vita, e travagliata e soprattutto osteggiata dalla perfida Elfriede, che era la moglie di Heidegger, che il senso di colpa verso la quale impedì al professore, a quanto pare, di coronare. Quando l'ha conosciuta, Heidegger aveva 35 anni, lei ne aveva 18, invece l'amore scocca. C'è una parentesi durante il nazismo e la guerra, poi lei ritorna, di nuovo l'amore risuona un'altra volta, sempre più forte. Sì, naturalmente l'intensità crescente del legame finisce per renderlo insopportabile, almeno per rendere insopportabile la clandestinità. Lei lo pone di fronte a un out-out, lui naturalmente scappa. Insomma, una storia straziante, in fondo simile a molte altre, e alla quale è comunque dedicata un'ampia parte di questo libro di Rüdiger Safransky, Ein Meister aus Deutschland, un maestro teutonico, il titolo parafrasa un verso di Paul Celan, di cui questo articolo è in fondo la recensione. E si basa anche sulla monografia su Hannah Arendt di Sylvie Courtine Denamy, edita a Parigi da Belfond. Per rimanere in tema ebraico, passiamo alla talpa libri del manifesto, alla recensione a questo romanzo di Aaron Appelfeld, La casa degli ebrei, che racconta il mondo degli ebrei con gli occhi di una contadina tedesca che vive in una casa di ebrei non essendo ebrea e in realtà ama moltissimo gli ebrei. Però in modo contraddittorio, per cui non so quando in carcere per aver ucciso l'assassino del figlio, picchia le detenute che indossano gli abiti rubati agli ebrei. Sì, nello stesso tempo c'è una missione di comuni responsabilità, sì. Lei è una tedesca, insomma è una storia scritta da un ebreo che ha per protagonista una tedesca sull'antisemitismo finto dall'autore, è un libro interessante. Dunque, noi abbiamo Libération da 2 settimane e c'è un articolo che recensisce il primo volume della corrispondenza tra i 2 fondatori di una famosa rivista, Le Annales, Lucien Febvre e naturalmente Marc Bloch. Sul manifesto David Bidussa, nel Crepuscolo degli Antenati, fa una specie di censimento degli studi sulla nuova destra e si passa dalla parola del Duce di Enzo Golino, edito da Rizzoli, uno studio sul linguaggio della nuova destra, al numero della rivista Democrazia e Diritto con scritti di Barcellona e Tarchi, all'estrema destra in Europa dei Piero Ignazzi, edito dal Mulino. Senti, dalla cultura di destra io passo a quella di sinistra. Sulla Voce c'è una grande pagina che si intitola Mani sulla cultura, della quale vorrei citare questo articolo di Gina Lagorio su Einaudi. Naturalmente è un articolo in difesa delle Einaudi, questa casa editrice su cui in questo momento tutto il mondo della cultura è mobilitato. Racconta Lagorio di quando fu chiamata l'Einaudi per un lavoro su Pavese, fu chiamata da Calvino e scrive che oggi atterrisce l'allargarsi di un potere economico per capitali non certo accumulati con i proventi dei libri. Atterrisce e poi dice: per scambiarci informazioni in libertà torneremo a lanciarci segnali di fumo come gli indiani o ad allestire falò sulle colline. Citazione appunto da Pavese, La luna e i falò.
piace così tanto pensare che i libri debbano mantenersi da soli. Comunque passiamo nella fantascienza col piccolo, c'è un convegno sulla fantascienza e sul concetto di contagio, il contagio sia fantascientifico che quello reale, le grandi pestilenze. A Trieste ne parleranno Alberto Abruzzese, Paolo Fabbri e Luca Cavalli Sforza. Non è fantascienza, è in fondo in parte almeno attualità. Quella di cui parla l'ultimo libro di Daniele Del Giudice, una raccolta di racconti Staccando l'ombra da terra, che è recensito da Fabio Ciriachi, sempre sulla talpa Libri del Manifesto, un grande affresco sul volo umano. Su Liberazione si passa in rassegna una serie di libri su Louis Aragon e Esther Triolet, no? Questo grande itinerario che parte dal surrealismo, dall'amicizia con Andrea La Rochelle e finisce nello stalinismo più ottuso. A proposito di stalinismo, il Corriere della Sera, passiamo al genere spionistico, ci parla di queste rivelazioni che stanno emergendo negli Stati Uniti, questi documenti della CIA e prima ancora dell'antesignano della CIA, il Central Intelligence Group, che così elaborava i dati e ipotizzava che cosa sarebbe accaduto in Italia se nel 1948 avesse vinto Togliatti. In questa elaborazione di dati un po' fantapolitica si ipotizza una sovietizzazione del paese, Pietro Nenni presidente del Consiglio, insomma una serie di cose. Sulla voce invece l'annuncio ferale, Dylan Dog se ne va, Tiziano Sclavi lascia dopo 9 anni e invece resta a noi Ernest Hemingway in questa collezione di bellissime nostalgiche immagini che ci viene offerta dalla Mondadori, un piccolo Oscar, una specie di piccolo album portatile. Sì, con delle bellissime fotografie. Sì. Allora salutiamo i nostri telespettatori. E gli diamo appuntamento domani sera con l'altra edicola. Arrivederci. Buonanotte.